Per noi sapere che il 63% della popolazione del Veneto è favorevole al riconoscimento della lingua veneta e alla sua tutela, quindi al suo insegnamento nelle scuole, come avviene per il ladino, friulano e il sardo già adesso, è un motivo di grande, grande gioia e anche di grande orgoglio, perché è vero che è importante che lo Stato in futuro riconosca politicamente, giuridicamente la lingua veneta, ma ancora più importante è che siano i veneti stessi a riconoscerla. E riconoscerla significa volerla conoscere e volerla far conoscere. Così il presidente dell'Accademia della Bona Creanza, l'associazione culturale che ha fatto della tutela e promozione della lingua veneta la propria mission. Ma cosa ne pensano in città? Oggi siamo andati a chiederlo. Lingua veneta, è giusto tutelarla? Sì, certo, certamente. Per forza è qualcosa che abbiamo, sì, ed è qualcosa che fa parte della nostra storia, per cui sicuramente. Certo. E insegnarla? Beh, lì la vedo un po' dura. Beh, insegnata a scuola direi di no, va tutelata senz'altro come, non so, come il napoletano, ne sono tanti, il milanese. Noi veneti sono le nostre origini ed è giusto salvaguardarle, però non credo che vada insegnata nelle scuole, in quanto è importantissimo parlare italiano, visto che comunque facciamo parte dell'Italia e non solo del Veneto. Poi in famiglia, almeno da me, parlano tutti veneto. Va tutelata e va insegnata. Perché? Perché è un patrimonio da conservare. Noi non siamo vicentini, siamo veronesi, però la lingua veneta va tutelata, caspita. Sì, bisogna per forza. Perché fa parte delle nostre origini, insomma, della Serenissima, eccetera, eccetera. Va insegnata anche nelle scuole, secondo lei? No, ho imparato da ragazzino solo il veneto e quando sono andato alle superiori non ero ferrato in italiano, quindi è meglio imparare subito l'italiano e magari anche l'inglese. È più una tradizione tramandata tra famiglie, con i genitori, i nonni, chi ne ha l'opportunità, insomma, quello sì. Scuola forse no. Sono d'accordo. Assolutamente sì, è la nostra cultura e anzi, visto che l'intervista per la lingua veneta, che parlo anche in dialetto, sono occhi che parla in italiano, che senso? Va insegnata a scuola? Sicuramente sì.